Dopo le false partenze, la pioggia, le polemiche, le restrizioni e infine l'accordo con il comune, stamattina finalmente il mercato settimanale del giovedì a Chioggia ha potuto essere operativo coi suoi 216 banchi effettivi per tutta la lunghezza del Corso del Popolo, da Piazza Vigo a Campo Marconi. Gli operatori, rigorosamente in mascherina così come i clienti, hanno ridotto al 30% l'estensione dei propri banchi e l'accesso è stato possibile solo a livello frontale per gli acquisti. Non è mancato comunque chi si è trovato a fatica nei nuovi spazi, pensati anche per la convivenza con i plateatici dei bar, oltre che per le entrate e uscite contingentate. I varchi sono stati presidiati dai volontari dell'Associazione Bersaglieri e dell'Associazione per i diritti degli anziani, mentre l'Associazione Nazionale Carabinieri perlustrava la piazza. Per essere la prima volta del rientro in forze, dopo che per un mese il mercato ha goduto solo dei banchi di alimentari e di fiori ubicati nella parte nord del corso, l'afflusso delle persone è stato sufficiente, anche se i timori per lo sciopero indetto stamane dal sindacato USB e relativo ai trasporti, quindi anche ai vaporetti, hanno trattenuto a casa una buona parte della consueta utenza proveniente da Pellestrina. L'iter del piano dei Ghezzi non sta incontrando pareri unanimi. I residenti di via Altea, via Aralia e via Ardisia a Sottomarina, infatti, in queste ore hanno affisso e diffuso un volantino che stigmatizza le risoluzioni contenute nel progetto. La nuova arteria stradale, si legge nel foglio, terminerà in un imbuto, aumenterà il traffico e con esso la concentrazione di CO2 sotto le finestre. Secondo gli abitanti della zona, inoltre, nuovi condomini porteranno al sovraffollamento senza parcheggi e servizi che già oggi sono carenti. Non mancano le critiche al comune. Ha approvato il piano nel silenzio più assoluto, c'è scritto, durante il lockdown. A tal proposito viene ricordato che entro il 5 luglio gli interessati potranno obiettare formale opposizione al progetto. Dobbiamo impedirne l'approvazione in sede regionale, continua il flyer. Per questo occorre rivolgersi a un tecnico di fiducia, come molti stanno già facendo. Il piccolo manifesto, non firmato, conclude asserendo che Chioggia non ha bisogno di questo piano. Continuiamo a rendere vivibile la città e preserviamo l'ambiente lagunare nel verde, lontano da inquinamento e cementificazione. Ha avuto luogo stamane, in viale Mediterraneo Sottomarina, all'altezza del Civico 182, la sobria cerimonia di inaugurazione del nuovo ecocompattatore di bottiglie di plastica, donato al comune di Chioggia dallo stabilimento Latte Busche. Erano presenti il sindaco Alessandro Ferro, l'assessore delle società partecipate Daniele Stecco, la dirigente comunale Daniela Ballarin, Enrico Sega, responsabile della produzione per Latte Busche, e Matteo Bortori, responsabile della comunicazione per la stessa impresa. Il primo cittadino ha ringraziato del dono alla città, già preannunciato in occasione della festa per i primi 30 anni dall'insediamento di Latte Busche nel territorio chioggiotto. Questo compattatore è importante, ha detto il sindaco, per incentivare le persone al riciclo e alla tutela della salute e dell'ambiente. Si tratta del secondo compattatore in funzione a Sottomarina, dal momento che il primo è collocato in Piazza Italia fin dall'agosto 2017. Ulteriori ne erano previsti a Borgo San Giovanni e in Campo Marconi a Chioggia. Fa eco l'assessore Stecco. Ho suggerito questa iniziativa perché è importante continuare a sensibilizzare gli utenti a una corretta raccolta differenziata. L'abbandono dei rifiuti della plastica in particolare causa enormi problemi in un territorio come questo che vive di pesca e turismo. Anche tale ecocompattatore farà parte del progetto Ecoattivi che conferirà le bottiglie di plastica, accumulerà gli ecopunti da spendere nei negozi aderenti.
Lattebusca è presente da oltre 30 anni a Chioggia dopo la fusione avvenuta con la Clodiense nel 1988. I suoi prodotti in questo comune sono apprezzati e diffusi. Quali forma di gratitudine verso la città, le istituzioni e i suoi abitanti, hanno detto i due dirigenti convenuti, abbiamo voluto lasciare un segno tangibile della nostra presenza. Siamo una cooperativa che da sempre opera nel rispetto dell'ambiente, cercando di ridurre al minimo gli impatti produttivi e logistici, nonché investendo per tutelare il territorio circostante, unica fonte da cui proviene la materia prima, cioè il latte. L'ARPAV ha diffuso i dati delle rilevazioni operate in Corso del Popolo a Chioggia nei pressi della chiesetta di San Martino durante il periodo compreso tra il 22 maggio e il 1 luglio 2019 e dal 24 ottobre al 17 dicembre dello stesso anno. E le notizie sono buone. La qualità dell'aria cittadina rientra nei 2 livelli positivi su 5, ovvero risulta migliorabile, ma già sopra la soglia di positività. I test sono stati effettuati riguardo le concentrazioni di monossido di carbonio, biossido di zolfo e biossido di azoto e non hanno mai superato i limiti orari giornalieri previsti dalla legge. Lo stesso si può dire per il benzene e il benzopirene, con medie inferiori al limite annuale. Per quanto concerne le polveri sottili PM10, la loro quota ha ecceduto la soglia in 6 giornate su 93 di monitoraggio. Chioggia, Cavarzere e Cona vogliono il collegamento diretto via autobus con l'ospedale All'Angelo di Mestre. Lo ribadisce Cittadinanza Attiva, che nei mesi scorsi aveva raccolto almeno 700 firme per chiedere l'istituzione della linea. L'emergenza sanitaria ha fermato l'iniziativa, dicono i referenti, ma era stato intavolato assieme all'assessore Daniele Stecco un discorso volto a incontrare la città metropolitana. La richiesta non riguarda solo Chioggia, ma tutta l'area sud della provincia e anche altri sindaci della Gronda Lagunare stanno muovendosi per ottenere collegamenti diretti all'ospedale Hub.